Tutto pronto per la quinta corsa dal Savio, premio Ippo Pizza La Tenda. Sono in 8 cavalli anziani di categoria GF al via, in realtà sono tutti di categoria G. Arriva diretto dietro la macchina Baren Fass. Favorito il numero 1 di Blue Dancer Roberto Vecchione per il team Elert al training. 1,85 la quota in salita sul campo. Andiamo a leggere il campo dei partenti. 1 Blue Dancer, 2 Zimmerman, 3 Baren Fass, 5 Big Lan, 6 Boreagal. In seconda fila 7 Uragano Stecca, 8 Velez Daghi, 10 Brios. Sono ritirati il 4 di Julian Vick e il 9 di Zuvetie CCSM. L'allenamento ha preso forma. Si ritrae Boreagal dal 6 e la macchina li lascia con l'errore di Baren Fass e rimane a condurre in maniera facile Blue Dancer, il favorito in vantaggio. In seconda posizione sistema Zimmerman, mentre all'esterno c'è Big Lan, poi Brios che trova posto in terza posizione lungo i birilli a precedere Uragano Stecca, quindi Velez Daghi alla retroguardia. I primi 200 se ne vanno in 14,4. Prova a trovare un posto allo steccato Big Lan, posto che però non c'è. Deve ritrarsi allora Marco Basili. I primi 400 di Blue Dancer se ne vanno comunque in 29 spaccato. Zimmerman sempre secondo allo steccato. Di fuori Big Lan che si è dovuto adeguare, poi Brios. Velez Daghi in seconda pariglia a precedere alla retroguardia Uragano Stecca. 45 per i primi 600 metri di corsa. Blue Dancer che rallenta il ritmo, Big Lan sempre di fuori. In pariglia esterna Velez Daghi. Poi Zimmerman allo steccato a precedere Brios ed Uragano Stecca. Il mezzo miglio se ne va in 1 minuto e 4 decimi. Torna alla carica Big Lan che va ad impegnare in maniera severa Blue Dancer. Quando siamo al chilometro di gara che il leader passa in 1,15,6 con una frazione in 15,2. Blue Dancer che ora allunga con maggior decisione da Big Lan, prova a muoversi Velez Daghi in anticipo su Brios, poi ancora Uragano Stecca a 400 dalla conclusione. Blue Dancer in netto vantaggio, ha sparato addirittura un 14 per la dritta di là e si mantiene in netta evidenza nei confronti di Big Lan. Poi ancora Velez Daghi e Brios. Blue Dancer che entra in retta d'arrivo con un paio di lunghezze da gestire nei confronti di Big Lan. Si lottano il terzo Brios e Velez Daghi. Nel finale Blue Dancer che allunga se ne va da Big Lan, vince in maniera assolutamente comoda. Blue Dancer e Roberto Vecchione vincono per il training di Holger Elert e la proprietà del signor Pierluigi Giannoni. Secondo è Big Lan, terzo è Velez Daghi. 29,6 anche la chiusa, 1,14,1 il ragguaglio cronometrico. Un paio di corse di rodaggio e oggi era il giorno J per Blue Dancer che vince in maniera nettissima nei confronti del resto della compagnia. Holger Elert al training, Pierluigi Giannoni ai colori del figlio di Timo Co e My Fair DL.